Continua il nostro viaggio nelle strutture scolastiche agrigentine. Oggi è stata la volta dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Bice Lombardi. La scuola si è adeguata alle nuove norme sulla sicurezza per il Covid-19 al fine di garantire alla propria utenza la massima tranquillità nello svolgimento delle lezioni. No, tutto regolare, abbiamo iniziato l'anno scolastico, non c'è stato nessun problema, i docenti hanno tutti il Green Pass, abbiamo stilato un protocollo anti-Covid, un protocollo condiviso dove sono gli obiettivi di come ci dobbiamo comportare e come si devono comportare gli alunni. Rimangono sempre le stesse regole dello scorso anno per quanto riguarda il distanziamento e l'uso delle mascherine, quindi il distanziamento dei banchi ma anche tra gli alunni. Nessun problema devo dire, anzi i ragazzi sono contenti di essersi ritrovati insieme e mi auguro che l'anno trascorra serenamente. D'altronde come lo scorso anno abbiamo avuto solo qualche caso. Io dico sempre che la scuola è un luogo sicuro. Qui i ragazzi non hanno la possibilità quindi di contagiarsi, solo all'esterno può succedere, ma all'interno no, proprio perché si seguono tutte le regole che ha emanato il CTS e quindi il Ministero. Lei gestisce anche altri plessi dell'Esseneto e in questi casi come è andata anche nei plessi distaccati? Sì, è andata bene devo dire, però le criticità ci sono sempre per quanto riguarda gli assembramenti all'esterno della scuola. Abbiamo cercato di differenziare gli ingressi, ma per quanto è possibile, ma anche gli orari, ma anche lì per quanto è possibile, a distanza di 5-10 minuti tra le classi. Si è fatto quello che si è potuto fare e cercando di venire incontro alle famiglie, ma nello stesso tempo cercando di garantire la sicurezza. Ciò che riguarda i docenti, ci sono stati problemi anche per l'assegnazione delle supplenze, so che c'è qualche problema anche in altri istituti, ecco nel vostro com'è andata? No, noi abbiamo, si può dire, quasi tutti i docenti, manca qualcuno, ancora alcune ore residue che dobbiamo nominare, ma le classi sono coperte, tant'è che abbiamo fatto 4 ore solo per questi 2 giorni, dalla prossima settimana inizieremo regolarmente con l'orario completo, non ci sono problemi devo dire. Ne approfitto per fare gli auguri agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale per un proficuo e sereno anno scolastico.